No. E allora, visto che oggi parleremo dell'equilibrio che ci dovrà essere in futuro, che immaginiamo esserci in futuro, tra formalità e servizio, io desidero ringraziare il governatore, perché il governatore mi ha dato questa possibilità di esprimermi, ma allo stesso tempo, come ho detto ieri, mi ha dato questa grande responsabilità di dover dire qualcosa, se mi mettetela, ecco, grazie, cercando di interpretare quello che lei vorrebbe che si facesse in futuro, ma cercando anche di stimolare nella platea un ragionamento. E allora, se dobbiamo parlare del futuro dell'impegno laionistico tra formalità e servizio, è chiaro che dobbiamo partire dalle origini. Io mi sono sempre posto, tutte le volte che mi sono relazionato con i miei amici Lions, mi sono posto alcune domande e ho posto alla platea alcune domande. La prima, chi sono i Lions? Perché ritengo che chi si approccia a questa associazione debba sapere che cosa sono i Lions, perché, che cosa fanno, eccetera. Vedete, io ho conosciuto il Lions tipo, il Lions modello, cioè quella persona, e l'ho conosciuta. È una persona che appena ha avuto il primo impatto con i Lions è andata a studiare, a capire che cosa fanno i Lions, quando sono nati, perché sono nati e cosa hanno fatto in questi 103 anni di storia. Successivamente ha osservato quello che fanno, ha partecipato attivamente, con senso critico, guardando tutto e cercando di imparare e al tempo stesso cercando anche di porsi in maniera critica nei confronti di quello che fa l'associazione. Purtroppo questa persona però non è un Lions, questa persona è Nadia e io è 3 anni che cerco di convincerla a entrare nei Lions, ma mi ha detto una cosa: diventerò una Lions quando finirete di essere litigiosi. E andiamo avanti, perché io sono un Lion member? Ovviamente dopo aver capito chi sono i Lions io devo capire perché io voglio essere un socio Lions. La terza domanda è alla fine se io sono un vero Lion. Questo è il presupposto fondamentale, senza il quale non possiamo parlare né di servizio, né di formalità e neanche di quello che vogliamo possa essere il futuro. Andiamo avanti. Ovviamente, per sapere che cosa sono i Lions, c'è questo bellissimo acronimo, dove Lions significa, per gli americani, libertà e intelligenza al servizio. Inizialmente era per la salvezza, la salvaguardia, ma al servizio delle nostre nazioni. Quindi noi siamo delle persone che serviamo. A questo punto dobbiamo servire con una certa logica. E andiamo avanti. Dobbiamo avere chiaro qual è la visione della nostra associazione, cioè essere leader mondiali nella comunità e nel servizio umanitario e soprattutto quella di dare modo ai volontari, quello che noi siamo, di servire la comunità. Al tempo stesso abbiamo degli scopi che sono fondamentali e che io oggi non vi leggerò perché è banale che io vi legga gli scopi dell'associazione, ma voglio farveli leggere con un senso critico. Partiamo, i primi 3 scopi parlano dell'associazione, cioè parla del club, parla dell'amministrazione standardizzata dei nostri club. Poi si parte dai popoli del mondo, quindi da un ambito enorme, si scende parlando del buon governo e della buona cittadinanza, quindi alle realtà locali. Si scende ancora parlando della comunità nella quale noi operiamo e scendiamo ancora nel particolare nei club. Uniamo i club con i vincoli dell'amicizia, andiamo ancora avanti, fornire un luogo, scendiamo ancora, un luogo nel quale dibattere e discutere. Infine andiamo alla persona, cioè
le persone predisposte al servizio. Quindi in quest'ottica che ci dice quanto sia globale la nostra associazione e quanto noi apparteniamo ad essa e non essa appartenga a noi, visto tutto questo, dobbiamo andare a vedere quella che è stata la cosa che mi ha colpito più di tutte all'inizio del mio percorso laionistico. Questa piramide rovesciata che un poco richiama le tre ruote meccaniche di Domenico Messina di ieri mattina, vedete, mette al vertice il presidente internazionale e alla base i club. Ma, come vedete, questa piramide viene idealmente messa sottosopra. Perché? Perché rappresenta la sovranità del club, senza il quale l'associazione non esisterebbe, ma al tempo stesso pone il presidente internazionale in fondo, pur se all'apice della piramide. Perché? Perché l'associazione non esisterebbe se non ci fosse la responsabilità di chi garantisce che questa associazione, attraverso regole, attraverso programmi, attraverso una serie di input, possa andare avanti e possa vivere. Quindi tutto si muove all'interno di una logica dove la sovranità certamente è dei club, ma i club sono contestualizzati in una realtà che ha il suo valore proprio perché, garantendo regole, consente all'associazione di sopravvivere 103 anni, come è successo fino ad ora. E se siamo stati in vita, attiva, in crescita per 103 anni, è chiaro che un motivo ci sarà. E il motivo è l'organizzazione. E l'organizzazione è fatta anche di priorità, è fatta anche di formalità che conferiscono all'interno dell'associazione quel senso di responsabilità che noi abbiamo fra di noi, fra chi sta al di sopra di noi e nei confronti delle persone che noi serviamo o che noi dobbiamo servire. Questo è il succo del problema. E allora, considerato tutto questo, io ho voluto pensare ad alcune parole ricorrenti, parole che noi usiamo nel nostro linguaggio comune, nei nostri discorsi e che secondo me vanno analizzate. Perché? Perché sono il presupposto fondamentale per comprendere alla fine quanto sia importante la forma e quanto sia importante il servizio e quanto queste due cose debbono andare di pari passo, debbono andare in maniera armonica. Vedete, io vivo nella mia vita professionale, nella mia vita di Lions, di uomo sociale, eccetera, cercando di omogeneizzare i due aspetti fondamentali del mio modo di essere. Da un lato l'integralismo, io sono uno integralista, ma dall'altro lato sono uno scanzonato, sono uno goliardico, mi piace scherzare e allora cerco di far capire quanto siano serie le cose giocandoci, divertendomi, mostrandole in maniera piacevole, che poi in fondo è quello che dobbiamo vivere tutti i giorni. Noi dobbiamo essere Lions piacevolmente. E allora, parole ricorrenti, amicizia. Non c'è discorso che facciamo in cui non mettiamo la parola amicizia. Ma io a questo chiederei se è questo lo scopo dell'associazione. Non credo che lo sia. E allora io metto a confronto un'altra parola che usano gli americani, parola della quale noi non riusciamo a trovare facilmente una traduzione, perché fellowship cosa significa veramente? È una parola molto complessa. Il fellow è il socio, il fellow è colui che appartiene a un corpo, una parte di qualcosa. Quindi
Quando io avevo utilizzato il termine cameratismo, che a molti non è piaciuto, come traduzione di fellowship perché rievocava alcune cose passate, ma in realtà questo fellowship significa spirito di corpo, quindi significa anche appartenenza. E allora in realtà se noi riusciamo a mettere insieme queste tre parole e riusciamo ad essere in uno, amici, appartenenti e condivisori di progetti, scopi e principi, credo che abbiamo fatto il massimo del nostro sforzo. Andiamo avanti. Servizio. Il servizio è il nostro scopo, è il nostro obiettivo. Stiamo attenti, perché il servizio è per gli altri, non per noi. Non dobbiamo usare l'associazione per renderci un servizio. Se mio figlio è iscritto in giurisprudenza e io invito il professor Amenta a fare una conferenza, certo, difatti ho fatto questo esempio perché non ho un figlio iscritto in giurisprudenza e perché tu sei in pensione. Probabilmente avrò fatto qualcosa che mi serve, ma non ho fatto qualcosa che serve alla collettività. Leadership. Che cos'è la leadership? È il presupposto per essere Lions o è l'obiettivo? Io credo che siano entrambi, perché noi diventiamo Lions perché siamo riconosciuti leader nella società, perché siamo riconosciute persone che hanno un seguito, persone che hanno dimostrato di saper fare delle cose, di farle. All'interno dell'associazione partiamo da zero, perché dobbiamo diventare leader nel servizio. Guai a pensare che solo perché io sono un primario ospedaliero arrivo nell'associazione e detto legge, non detto un cavolo. Devo imparare, devo capire che cosa devo fare. Devo sentirmi dire bravo, devo sentirmi criticare perché ho sbagliato a fare qualcosa. E allora sì che forse diventerò un leader nel servizio. Visibilità alla stessa maniera. Ne abbiamo sentito parlare anche ieri. La visibilità che noi dobbiamo ricercare è la visibilità delle nostre azioni, la visibilità che dobbiamo mandare all'esterno perché l'esterno si renda conto di ciò che noi facciamo. E dobbiamo farlo con una logica, con un obiettivo ben preciso, che non veda noi protagonisti di ciò che abbiamo fatto, ma che veda l'azione protagonista. Celebrazione. E ci avviciniamo alla formalità. La celebrazione. Quante volte abbiamo letto, per chi è andato sui siti della nostra associazione, che ogni volta che noi portiamo a compimento un'azione di servizio dobbiamo celebrare. Ma che vuol dire celebrare? Celebrare vuol dire rendere onore a ciò che abbiamo fatto. E possiamo farlo in due modi, anzi dobbiamo farlo in due modi. Dobbiamo farlo all'interno della nostra associazione, per condividere ciò che abbiamo fatto con gli altri, per fare in modo che gli altri sappiano ciò che abbiamo fatto, gli altri Lions, e possano condividere con noi le cose buone che abbiamo fatto e possano magari suggerirci di farle meglio. Dobbiamo celebrare all'esterno, attraverso la stampa, attraverso la comunicazione. Perché? Perché presentare all'esterno ciò che noi facciamo è il nostro scopo, perché uno dei nostri scopi, e lo vedremo più avanti, è catturare, l'ha detto anche Antonio Bellia, ma lo dicevo io, tutti quegli uomini e quelle donne che sono Lions senza saperlo, che devono venire nella nostra associazione per dare un contributo a quello che noi facciamo. Ovviamente per celebrare c'è un cerimoniale e lì entriamo nella formalità. Il cerimoniale è una serie di azioni che noi facciamo, una serie di cose che noi, di riti, di rituali che noi facciamo per procedere con la realizzazione di alcuni eventi. Ovviamente
il cerimoniale non può fare a meno del protocollo. E andiamo un po' a capire che cos'è il cerimoniale. Per cerimoniale si intende quell'insieme di regole e consuetudini da applicare durante le cerimonie, sia pubbliche che private, e viene disciplinato da un protocollo. Benissimo. Cerimoniale è un linguaggio, professoressa cerimoniera. È un linguaggio costituito da un complesso patrimonio di segni, simboli e gesti. Avete notato che noi ripetiamo alcune cose? Dalle bandiere che rappresentano sicuramente molto di più di un fatto formale, ma rappresentano l'appartenenza, la sostanza, la fedeltà a quella, a questa e a tutto il resto. Il protocollo invece è ciò che rende comprensibile, accettato e applicabile questo linguaggio. Ma come facciamo noi ad applicare questo cerimoniale? Qual è lo scopo del cerimoniale? Rendere esplicito quel settore delle pubbliche relazioni che riguarda la vita di rappresentanza ufficiale, eccetera, eccetera. Creare un linguaggio e un codice di comportamento formali comuni, idonei a comunicare correttamente. Quindi, lo diceva il governatore ieri, noi dobbiamo stare attenti, perché se noi all'interno delle nostre riunioni utilizziamo un linguaggio e ci salutiamo secondo un protocollo, secondo le priorità e, tra virgolette, l'importanza che poi corrisponde al grado di responsabilità, intendiamo, noi la stessa cosa non possiamo farla fuori, dove non comprenderebbero. Noi fuori dobbiamo applicare un cerimoniale che renda chiaro al pubblico non Lions chi sono i Lions e perché hanno fatto questo. E perché nel momento in cui hanno realizzato la cucina da campo e l'hanno donata in uso a un'associazione che si occupa di questo, si tira i ponti e si mette a disposizione per farla funzionare, non mettendosi più in prima linea. Questo è quello che la gente deve capire. Ecco come dobbiamo utilizzare forma e sostanza e servizio, comunicando all'esterno anche i principi dell'ionismo. Ovviamente avevamo parlato di solennità e quindi di celebrazione e dare solennità e ordine alle cose che facciamo. Quindi il cerimoniale è uno strumento di comunicazione. Detto questo, se noi dobbiamo usare bene la comunicazione, dall'altro lato dobbiamo anche usare bene il servizio, perché non possiamo solamente fare fumo, ma dobbiamo fare anche l'arrosto. E l'arrosto va fatto con criterio, l'arrosto va fatto seguendo le indicazioni che ci dà l'associazione. Vedete, quando al seminario delle cariche del mio anno sociale, dell'anno 2018-2019, io dissi una cosa, che il programma di servizio di un anno è come l'eco, parte da una fonte originaria, che è il presidente internazionale, rimbalza su diversi soggetti, fra cui il governatore, e poi da questo cambia timbro, cambia in qualche modo tonalità, ma arriva ad ogni socio un input, un segnale ben preciso che il socio deve interpretare e deve applicare. Siamo un'unica cosa, poi ogni input arriva nella realtà locale e noi dobbiamo saperla interpretare perché ne conosciamo il significato recondito. E ovviamente questo è l'ABC del servizio. Quando noi decidiamo di mettere in atto un'azione di servizio, dobbiamo osservare queste regole. Mauro Fazio sta godendo in questo momento, altri formatori, spero che siano in linea, stanno godendo. Perché? Perché quando pensiamo di fare qualcosa, dobbiamo sapere
intanto che la nostra idea sia specifica, abbia un'identità ben precisa, quindi sapere cosa dobbiamo fare, di che cosa vogliamo parlare, se vogliamo parlare di fame, se vogliamo parlare di morbillo, se vogliamo parlare di diabete o di cancro giovanile. Dopodiché dobbiamo rendere misurabile quello che vogliamo fare, cioè dobbiamo avere la possibilità di porci un obiettivo e di poterlo verificare alla fine numericamente, cioè quante persone vogliamo servire? 300? Bene, come facciamo a servire queste 300 persone? Arrivare a una progettazione che poi ci consenta alla fine di sapere che abbiamo raggiunto l'obiettivo, che abbiamo fatto quello che volevamo fare. Andiamo avanti. Deve essere attuabile. Deve essere attuabile. Perché se il mio club domani si sveglia e dice costruiamo il ponte tra Trapani e Pantelleria, vabbè, bellissimo, ma non è attuabile, non è realizzabile materialmente. Quindi dobbiamo cercare di pensare a service che siano alla nostra portata e soprattutto che siano realistici, che siano realizzabili, che abbiano quindi una attinenza con i bisogni della collettività in cui lavoriamo, che può essere quella locale, che può essere quella di una zona, che può essere quella di un intero distretto, quella del mondo intero. E soprattutto che abbia un inizio e una fine. Quindi dobbiamo sapere in quanto tempo farlo. Queste sono le cose importanti, delle quali si parla da anni, ma che non sempre noi purtroppo mettiamo in pratica. Questa è una diapositiva che ho preso ovviamente dal sito, dove in qualche modo l'associazione ci invita a seguire questi obiettivi, cioè accrescere l'impatto del service e allargare l'area di interesse. Oggi, purtroppo, con l'evoluzione e con le nuove emergenze che ci sono, ci troviamo a dover andare a identificare nuove aree di intervento nelle quali possiamo essere importanti. L'immigrazione, la presenza di extracomunitari nelle nostre realtà. Dobbiamo lavorare perché questi si possano integrare, perché diventino una risorsa per noi e per loro, per esempio. Influenzare l'opinione pubblica e migliorare la visibilità, ritorna la parola. Con la nostra azione noi dobbiamo creare un impatto positivo nell'opinione pubblica. Dobbiamo fare in modo che la gente venga da noi, bussi alla porta, come diceva Franco Amodeo ieri, per dire anch'io voglio essere un Lion. Perseguire l'eccellenza nell'organizzazione dei club e dei distretti. Ma come si fa a perseguire l'eccellenza? Lascio a voi le considerazioni, non voglio farle io. Incrementare il valore dell'associazione e spingersi in nuove aree. E allora tutto questo deve essere estremamente chiaro se vogliamo domani pensare a un futuro nel quale la formalità sia quel motore che ci spinge a una sana ambizione, che ci spinge a proiettare le nostre idee, le nostre capacità verso quel servizio che invece deve rimanere sempre fortemente ancorato ai nostri scopi. E allora concludo con altre parole ricorrenti, che sono la continuità. Niente comincia e niente finisce in un anno sociale, ma tutto continua. Tutto deve avere un suo senso logico e un suo processo di evoluzione. Coerenza con tutto quello che abbiamo detto, con l'appartenenza a questa associazione e con quello che l'associazione si aspetta da ognuno di noi. Che non lo stabiliamo noi, ma lo sa l'associazione, ce lo dice il governatore, che la rappresenta. Efficacia e alla fine credibilità. Ovviamente per fare tutto questo ci vuole qualcosa alla quale dobbiamo
aspirare ogni giorno ed è l'equilibrio. Se noi riusciamo a essere equilibrati in ogni cosa che facciamo, guardando prima di fare ogni cosa ai pro e ai contro, ai percorsi che intendiamo fare, se va bene o se va male, se è meglio contattare questa persona, se è meglio fare questo passo, e allora noi riusciremo a avere successo e riusciremo soprattutto ad avere quella condivisione che fa di un'associazione l'associazione più bella del mondo. E allora io chiudo, perché questa volta abbiamo finito, con alcune immagini che mi sono care, con alcune immagini che rappresentano in qualche modo il nostro servizio. Da un lato quello a cui il governatore quest'anno ha puntato, la fame. Aggiungi un posto a tavola, aiutiamo la gente a avere un pasto caldo soprattutto nei momenti di bisogno, e questo l'abbiamo fatto. I cani guida che sono uno dei miei grandi pallini. Vedete, quando io ero Leo mi ero proposto un obiettivo, che era quello di finanziare un cane guida. Non ci sono riuscito. Ebbene, ci sono riuscito da governatore, sono passati 30 anni, ma ci sono riuscito. E allora vedete, quando si crede in qualcosa, dobbiamo andare avanti, dobbiamo puntare, dobbiamo fare in modo che le cose in cui crediamo si possano trasformare in sorrisi per chi non ce l'ha, in un piatto caldo per chi non ce l'ha, e si possano trasformare soprattutto nella speranza per i giovani, per questi ragazzi che hanno collaborato con il mio presidente del club pro tempore a realizzare un orto urbano, un orto didattico. E allora, se noi riusciamo ad avere chiari gli obiettivi, ad avere chiari i destinatari della nostra azione, noi faremo quello che ognuno si aspetta che noi facciamo. E concludo con questa diapositiva, che per me è molto importante. Le mie origini, questo è il Parco Archeologico di Selinunte, l'associazione che per 40 anni ha cambiato la mia vita e la donna che mi ha trasformato negli ultimi anni. Grazie a tutti. Adesso, se c'è un po' di tempo, mi piacerebbe che ci fosse un bel dibattito, ma vorrei prima, visto e considerato che una cosa che non ho voluto dire è l'immagine, anche se era implicito, ma l'immagine che noi diamo all'esterno. Mi piacerebbe, col permesso del governatore, invitare Walter Buscema a parlare brevemente dell'immagine, del concetto di immagine e di quello che noi dobbiamo fare per poter dare una buona immagine all'esterno. Grazie Walter.